Ciao, ancora mi sono qua per parlare un pochettino sulla lingua veneta. La lingua veneta viene dello latin volgare e la ha influenza un po' del venetico antico, dei primi veneti. Anche se ha influenza per le lingue dei tribi germaniche, ti sa, Visigoti, Ostrogoti e Lombardi, che ha invadito il nord dell'Italia in secolo V. La prima frazione, assolutamente in lingua veneta, la viene dell'anno 1100, che è scritto che tratta della conquista del Castel de Art. La nostra lingua la godà di un importante prestigio in quel tempo della Serenissima Repubblica di Venezia. Con la Gasonzer lo status di lingua franca in il Mediterraneo. Però, come una lingua letteraria, il Veneto è stato turbiato per la lingua dei Toscani, la lingua di Dante Alighieri, è quella che in cui la si parla in tutta l'Italia. Manca il Veneto si è sparpagliato per il mondo e i migranti hanno creato comunità di parlanti del Veneto in paesi come Brasile, Argentina, Messico, anche in Romagna, dove la lingua ancora la si parla. Qua in Brasile la lingua la si sta riconoscendo e la seconda lingua ufficiale di varie città, così come in quella che abito io. Ma le poche città che la insegna in le scuole e mi penso che questo non sbaglio. Però credo che noi altri non possiamo essere sotto il comando dei governi perché noi altri siamo quelli che facciamo la lingua, che teniamo la cultura e ti che bisogna di parlare il veneto e di contare la nostra storia con le parole veneti. Bisogna di scriverla anche e di leggerla. Sì, questo è uno dei motivi che ho creato il mio blog, Veneti Carrassa, dove si legge tutto in Veneto. Ricordate, noi altri siamo fratelli e non interessa il posto che abbiamo a sesta, noi altri siamo divisi per politiche di più di 130 anni in Drio. Ma il sangue è lo stesso. Grazie per vedere, ciao.